La Germania di fronte al ritorno del coronavirus, una cena al ristorante, una funzione religiosa, è bastato poco in 2 località per far ripartire appunto il contagio. Il corrispondente Rino Pellino. Una serata con gli amici del proprietario che lo avevano sostenuto finanziariamente nel lockdown, in pratica un test delle misure di sicurezza nel ristorante che avrebbe riaperto il 16 maggio. Non è andata bene, 7 dei presenti positivi al coronavirus, in 40 sono ora in quarantena. Come d'obbligo, dice il cuoco, avevamo la lista dei presenti e per fortuna i contatti sono stati tracciati. Così non è stato in una chiesa battista di Francoforte. In Assia non c'è obbligo di registrazione nei riti religiosi. Almeno 40 persone positive al virus, alcune sono in ospedale e non è possibile ricostruire la catena dei contatti. Il virus è ancora attivo, avvertono le autorità sanitarie, ma il presidente della Turingia, Ramelow, vuole abolire tutte le restrizioni dal 6 giugno e, fomentate dalla destra estrema, si moltiplicano le proteste contro le misure anti-Covid, alle quali rispondono altrettante contromanifestazioni. Nella sola Berlino 40 proteste in un giorno. L'Austria permetterà ai turisti europei di raggiungere l'Italia, ma non aprirà il suo confine con il nostro paese, con regole diverse.